Adesso lo sport, il Giro di Sicilia fa tappa nell'Agrigentino. Ieri seconda giornata che è partita da Palma di Montechiaro. Sul gradino più alto del podio sale Damiano Caruso. Per il ciclista siciliano è la prima vittoria nella sua terra e ha affermato: sono davvero molto emozionato per tanti motivi. Ho vinto nella mia Sicilia con la maglia della nazionale. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che considera questa tappa un'occasione per mostrare al mondo le bellezze del territorio. Ieri, dunque, a fare gli onori di casa è stato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Oggi tappa nella città della Scala dei Turchi. Siamo oggi veramente contenti ed emozionati di ospitare il Giro di Sicilia, è veramente un'emozione indescrivibile, ci consente ancora una volta di mostrare le bellezze della nostra città con grandissimo orgoglio. Ringraziamo il Presidente Nello Musumeci, l'assessore Messina per averci dato questa importantissima opportunità. Ancora una volta Palma urla al mondo non solo che esiste, ma urla la sua bellezza e ha voglia di farsi conoscere nel mondo. Come direbbe il grande Corrado, e non finisce qui, perché a breve, dopo il Giro di Sicilia, avremo la Biennale del Gattopardo, il Premio del Gattopardo, e si continuerà per più di un mese ricco di attività internazionali che daranno ancora lustro a questa nostra amata città. Ecco, le telecamere di tutto il mondo puntate su Palma di Montechiaro, sport e turismo sempre più abbracciati. Sì, sport, turismo, crescita culturale, crescita infrastrutturale, tutto quanto è possibile fare lo facciamo con orgoglio, con dedizione, senza mai lesinare sforzi, orgogliosi di servire questa comunità.